Da oggi la Sicilia è zona gialla, con l'obbligo anzitutto di indossare la mascherina anche all'aperto. Ma facciamo parlare gli esperti per capire meglio. Un esperto è il professore Antonello Giarratano, componente del CTS siciliano, direttore della terapia intensiva del Policlinico di Palermo e presidente della Società Italiana Anestesisti Rianimatori. Cosa ha detto il professor Giarratano? Ha detto in pratica che la Sicilia si può salvare con ordinanze restrittive serie nei comuni con contagi fuori controllo e vaccinazione sotto le scarpe. Senza la salute l'economia si fermerà di nuovo, ha aggiunto. Il giallo quindi per il professore Giarratano non servirà se non accompagnato da misure idonee. E di obbligo vaccinale ha parlato l'assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, il quale punta il dito sulle minoranze che condizionano la vita della maggioranza dei cittadini. Faremo di tutto, ha detto Razza, per convincere chi ancora non si è vaccinato. A questo punto è chiamato in causa il governo Draghi, nato proprio per affrontare soprattutto questa emergenza. Dove è finito il commissario Figliuolo? Perché non si sente più nominare? Qualcuno lo sa?